Regular season del campionato di Serie 2 si apprestano a dare vita ad una gara che si preannuncia ricca di interesse. I quintetti della Snaidero di Udine e della Cordivari di Roseto. Al mio fianco, come di consueto, Davide Micalic, responsabile delle relazioni esterne della Snaidero. Davide, si affrontano due squadre che sono reduci da opposti risultati. La squadra di Roseto ha vinto domenica scorsa, invece Udine ha dovuto bloccarsi al cospetto di Iesi, dunque motivazioni opposte. Cordivari ha vinto per 82-72 domenica scorsa contro la formazione di Fabriano. Udine invece ha subito il disco rosso a Iesi. Sì, buonasera a te Ezio, buonasera a tutti gli appassionati all'ascolto. Questa sera probabilmente per noi non sarà facile commentare questa che è una partita attesissima, per la presenza alle nostre spalle di un nucleo direi anche piuttosto rumoroso di tifosi provenienti da Roseto. Comunque, come dicevi tu, la partita si preannuncia combattutissima e estremamente incerta nel risultato finale, anche perché la Snaidero in settimana ha avuto notevoli problemi sto profilo fisico. Cantarella non è al meglio, Smolle idem, oggi c'è Cossa in quintetto perché Zambon non ha ancora recuperato, quindi aspettiamoci una bella battaglia. La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale formata dai signori Cazzaro e Dianesi. Per quanto riguarda la formazione di Roseto, come diceva Davide Micalic, seguita da un nutrito numero di tifosi che testimoniano l'importanza del fenomeno basket in quel di Roseto. Il quintetto proposto da Phil Melillo è formato da Leonardo Busca, capitano, Paolo Moretti, il fromboliere del torneo di Serie A2, Giovanni Savio, Abdul Fox e Albert Bardit. Seguiamo intanto la prima azione in fase d'attacco della squadra ospite con Savio che erra nel tentativo offensivo. C'è anche un'infrazione, vediamo anche il quintetto di Udine che propone Cossa con Smolley, Ali Begovic, Davide Cantarello e Federico Pieri. Allora, innanzitutto abbiamo visto la prima azione, non so se è stato un caso, però Pieri su Busca, questo potrebbe essere uno dei duelli decisivi, due registi a confronto. Busca è molto più veloce di Pieri, Pieri è molto più tecnico, vedremo se Pieri farà valere la sua esperienza. Non va canestro il tentativo di Ali Begovic, il contropiede della squadra ospite con il sottomano sbagliato da Abdul Fox e poi c'è il tap-in. Si porta dunque in vantaggio la squadra di Roseto. Primi due punti dunque a canestro per Abdul Fox. Rimessa con le mani per la squadra di Udine di Matteo Bonicciolli. Varca la linea di metà campo Federico Pieri, quindi scarica su Cantarello in posizione di post. Ali Begovic, l'uno contro Bardit, esternamente per Smolley, sotto le planche per capitano Ali Begovic che subisce il contatto ed è il primo fallo di Albert Bardit, questo atleta inserito nel precedente match da Phil Melillo e ha fatto quadrare sicuramente i conti in casa della formazione del basket Lido delle Rose di Roseto. Tiro libero per Teoman Ali Begovic sul 2-0 per la squadra ospite. A canestro il primo tentativo, dunque Udine dimezza lo svantaggio, possibilità di impattare quando abbiamo giocato un minuto dall'inizio della gara. Ali Begovic segna anche il secondo punto, dunque 2-2. Sì, siamo in una vera bolgia, entusiasmo alle stelle, Carnera anche stasera è pieno. Queste prime azioni abbiamo visto che sia Smolley che Pieri hanno cercato molto Ali Begovic, probabilmente per farlo entrare in partita e per caricare di falli anche Bardit, il numero 15 nero, che è un neoacquisto, ha esordito la settimana scorsa con 15 punti e una valanga di rimbalzi. Bisogna stare molto attenti con un bel saltatore. L'azione proprio di Bardit si infrange sul ferro, ha in effetti parlato della prestazione di Bardit, intanto c'è un intervento falloso della difesa di Udine. Dicevamo della prestazione di Bardit, 15 punti, 5 rimbalzi, 3 recuperi in 32 minuti, anche 3 schiacciate, veramente una grande prestazione. Il primo fallo è di Ali Begovic. Attenzione, questo molto importante, questo sfondo, perché il secondo fallo di Paolo Moretti, che è attualmente capocannoniere della 2, se non mi sbaglio, Ezio, ed è soprattutto lo spauracchio numero 1 della serata, quindi il fatto che lui dopo 2 minuti abbia alzato 2 falli è molto importante, potrebbe pesare nell'economia della gara.
Si è parlato di Moretti, in effetti Moretti è al vertice della classifica dei cannonieri e poi con percentuali di tiro notevolissime, il 54 da 3 punti. La conclusione e il canestro. E dalla curva dei tifosi udinesi c'è una manifestazione di tripudio, come vediamo immortalata da queste immagini. Beh, adesso il colpo d'occhio che offre la curva è bellissima. Udine siamo noi. Forse arriverà una multa alla società per il lancio di carte, però il pubblico approva. Questo è un altro segno di grande affetto nei confronti della squadra. E veramente si gioca in un clima di altri tempi per questo impianto glorioso che ha visto le gesta di molte squadre importanti, sempre targate Snyder. Ricordiamo anche i tempi delle successive società che hanno difeso i colori udinesi, ma veramente il clima che si respira è un qualcosa di particolare qui in casa udinese. Ricordiamo intanto il punteggio: 4 per Udine con i canestri di Smolley e di Alibegovic. I 2 punti sono stati segnati da Fox per la formazione abruzzese. Si attende la ripresa del gioco. Matteo Bonicciolli si alza dalla propria panchina per elargire alcuni consigli. Melillo invece segue per il momento seduto lo svolgimento del match. Da Busca il pallone scambiato con Savio, nuovamente il playmaker, scarica per Paolo Moretti, polveri bagnate in questo tentativo da parte dell'ex giocatore di Bologna Smolley, e c'è l'infrazione, il fallo di sfondamento che è riuscito a guadagnarsi Abdul Fox, dunque fallo in attacco da parte di Smolley. Guarda, l'arbitro Cazzaro che adesso ha fischiato sfondo è una garanzia, un arbitro di livello internazionale bravissimo, questo fischio è giusto. Io vorrei farti notare una cosa: in difesa Smolley marca il numero 10 Abdul Fox e Pieri marca il playmaker Busca. Io avrei scommesso di prima della partita esattamente l'opposto. Vediamo se Bonicciolli avrà come sempre ragione. Tanto il pallone è gestito dalla formazione ospite, che attacca con 2 punti contro la Snydero che difende con 2 lunghezze di vantaggio. Il tocco a beneficio di Bardit, quindi nuovamente il playmaker Busca. Esternamente per Fox, l'iniziativa di Fox si infrange contro il ferro e riparte a 1000 la Snydero. Federico Pieri, la penetrazione, il pallone non entra a canestro. Può ripartire la manovra d'attacco degli ospiti con Paolo Moretti che prova ancora la conclusione, non va a canestro, ma c'è l'infrazione di fallo per quanto riguarda nuovamente Udine ed è il fallo di Cossa. Forse questo fallo era stato un po' fiscale, ci poteva stare. Moretti è bravissimo ad andare a cercare il contatto, l'ha fatto a altissimi livelli per molti anni e adesso lo fa anche in A2, da quest'anno è sceso in A2. Ricordiamo che Moretti ha giocato anche in Grecia, è stato in nazionale, quindi è un giocatore con un background, un curriculum di tutto rispetto. A segno il primo tentativo di Moretti nella carriera italiana. Spiccano le 5 stagioni vissute a Bologna, 4 con la Virtus, 1 con la Fortitudo e poi le esperienze a Verona e a Siena. Si riparte sul risultato in equilibrio al 4-4 ed è il numero 4 Federico Pieri che prova a sbloccare la situazione. Il rimbalzo in attacco sfugge dalle mani di Fabio Cossa, rimessa con le mani per la Cordivadi di Roseto. Varca la linea di metacampo il play tascabile Leonardo Busca, scarica a beneficio di Abdul Fox. Pronto Moretti, grande catalizzatore della manovra della squadra di coach Melillo. Lateralmente il passaggio nuovamente per il regista Busca. Attenzione, 5 secondi, 4 al termine. Scarica Moretti ma perde palla. Agovali Begovic, forse un contatto falloso, ma gestisce nuovamente il possesso la squadra arancione. Federico Pieri, largo per Cossa, non va. Il rimbalzo di Bardit. Risultato piuttosto basso quando abbiamo giocato già 4 minuti, soltanto 8 punti equamente divisi fra le 2 contendenti. Moretti per Busca, ora Bardit all'interno dell'area, si sbilancia molto per evitare la difesa di Cantarello. Buona l'azione difensiva della torre udinese. Federico Pieri chiama il passaggio a Libegovic, il tentativo di assist di Cantarello viene chiuso dalla munita retroguardia abruzzese. Cantarello
Alibegovic da 3 punti, conclusione lunga, rimbalzo gestito da Bardit e ora sale nuovamente la squadra ospite con Busca. Mi sembra che ci sia un certo nervosismo da entrambe le parti, forse anche l'eccitazione del pubblico sta un po' condizionando i giocatori in campo, sono molti errori, c'è poca lucidità, forse la partita deve ancora decollare. Adesso vediamo cosa hanno fischiato. Ecco, questo è un fallo di Alibegovic, forse era sfondo. Adesso Boniccioli precauzionalmente butta dentro Niang, che è reduce da una grande prestazione in quel di Esi, e per Alibegovic forse è il caso di tirare un attimo in fiato, di mettere a posto le idee. Ma come ti dicevo adesso, adesso vediamo zona, fra parentesi. Boniccioli prova una delle sue armi preferite, la zona 2-3. C'è molto nervosismo, le squadre non riescono a sbloccarsi e sentono anche un po' la posta in palio. Siamo appena agli inizi, però già si respira l'area da playoff oggi. Torniamo in cronaca con Busca che scarica lateralmente a beneficio di Abdul Fox, su di lui Niang da lontano trova il pertugio vincente Paolo Moretti e va a canestro con altri 3 punti. Attenzione a questi tiri di Moretti dall'angolo, se lui esce non guarda neanche canestro, guarda i piedi e tira, vuol dire che sono 3 punti sempre. Smalley lateralmente per Federico Pieri, ora Bassirov Niang scarica per Pieri, avanza Cossa, la difesa di Moretti. Nuovamente la conclusione aerea di Smalley, lotta e conquista questo bel pallone Bassirov Niang, su di lui Busca, cerca la penetrazione Niang, il pallone giunge comunque a Smalley, Cantarello, il pallone danza sul ferro, il flipper questa volta è negativo per la compagine udinese, riparte in avanti Moretti e questa volta c'è l'intervento falloso, vediamo assegnato a chi da parte degli arbitri. E c'è anche il time out per Matteo Boniccioli. Rivediamo la situazione dei falli, dunque Cossa, Smalley e Cantarello, autore dell'ultimo fallo 1, Alibegovic 2, stessa situazione falli per Moretti, 2 punti. Entrano intanto in campo le cheerleaders della Snaidero, un ulteriore elemento coreografico che rende veramente importante questo pomeriggio che stiamo trascorrendo in un ambiente che, come testimonia anche il nostro audio di sottofondo, non si viveva da molto tempo qui a Udine, anche per la presenza dei numerosi tifosi ospiti. Ormai il Carnera è vivo, tra virgolette vivo a tutti gli effetti. Per la prima volta quest'anno abbiamo anche tifosi ospiti al seguito, quindi si respira proprio il clima del campionato di Serie A. Adesso Boniccioli ha messo dentro Sartori per alzare il livello qualitativo del suo attacco, per trovare magari qualche canestro anche dalla lunga. Vediamo se la Snaidero riesce a rompere il ghiaccio, mi sembra un po' contratta, viceversa sarebbe molto importante far fare il terzo fallo a Moretti, che è l'ago della bilancia della partita. Riprende dunque la gara quando sono stati giocati 14 minuti e 33 secondi con il risultato in favore della squadra di Roseto per 7-4. All'interno dell'area dei 3 punti Savio, scarica ancora Fox per Giovanni Savio, il 206 cm con lunga esperienza in Serie A, lunga Roseto, 9-4. 2 falli di Alibegovic, questo è grave, io forse lo rimetterei dentro perché attenzione alla bomba di Sartori, peccato, la Snaidero non riesce a trovare canestro da lunga distanza e Roseto sta prendendo un minimo di sopravvento. Sbaglia intanto un autentico calcio di rigore in contropiede Abdul Fox, riparte Pieri, il pallone importante, pesante da gestire, Federico Pieri lo scarica canestro e esplode il Carnera e si riducono ora le distanze, sono 3 le lunghezze di vantaggio per la compagine, quest'oggi in divisa scura, guidata da Phil Melillo, lo ricordiamo ex giocatore playmaker di Roma, italo-americano. La Busca a Fox, taglia Moretti a recuperare questo pallone, su di lui la marcatura asfissiante di Sartori, la conclusione di Moretti, ma c'è l'intervento falloso subito evidenziato dalla coppia arbitrale, c'è il fallo del numero 12 di Sartori, dunque il gioco riprenderà con Moretti dalla linea del tiro libero. Mauro Sartori, che proprio a Iesi ha festeggiato le 250 partite in Serie A, a canestro il primo tiro
di Moretti, che già si evidenzia come miglior marcatore della partita con 6 punti. E a canestro anche il secondo tentativo di Moretti, dunque sale a 5 il vantaggio della squadra di Roseto. 13:19 da giocare e c'è un cambio intanto in casa abruzzese. È pronto sulla sedia dei campi un giocatore che conosce molto bene questo parquet, parliamo di Francesco Orsini, che ha vestito anche le maglie di Udine. Ecco infatti l'ingresso del numero 11 Francesco Orsini, autentico talento del basket italiano. Beh sì, a Udine con Melilla l'allenatore ha fatto vedere veramente tutto il suo talento, poi gli infortuni più che altro l'hanno un po', ricordiamo che lui era finito anche alla Kinder, gli infortuni l'hanno limitato ed è un peccato perché questo è un vero talento del basket italiano. Voglio farti notare una cosa, Ezio, che in campo ci sono 3 giocatori dell'anno 70, Moretti, Pieri e Sartori, e soprattutto Moretti contro Sartori in difesa. Sartori adesso sta marcando Moretti, e erano tutti e 3 in nazionale cadetti, a conferma della validità di quest'annata a livello italiano. Intanto è stato chiuso fallosamente Pieri, all'atto della conclusione si guadagna questa doppia possibilità dalla lunetta. Il primo tiro va a canestro, dunque 7 Snaidero, 11 Cordivari Roseto. Seconda conclusione, preciso Federico Pieri anche in questa circostanza. 4 punti per il playmaker udinese. Ricordiamo che Udine sta mantenendo una media del 71,9% in queste prime 5 domeniche di campionato. Cordivari è la più precisa del torneo con l'84,2% nelle esecuzioni dalla lunetta. Torniamo in cronaca per seguire l'iniziativa di Abdul Fox. La conclusione da lontano non va a canestro con Bardit. La palla gestita ora da Pieri, splendido l'assist a servire sotto canestro Mauro Sartori, e sono 2 punti d'oro che galvanizzano tutto l'ambiente del Carnera. E soltanto uno è il punto che può gestire la squadra di Roseto con il possesso di palla. Entra Fox, poi scarica, pallone recuperato in azione efficace difensiva da parte di Pieri. Smolley, Niang nuovamente per Pieri a modo di tentare il pallone dolce, ma è corta la battuta e va a terminare contro il primo ferro. Dunque occasione persa per Udine, che avrebbe potuto ribaltare la situazione nell'ottica del punteggio. Nuovamente Busca. Ora Savio, buona l'azione di Savio e c'è il fallo all'indirizzo di Davide Cantarello e comincia a rendersi piuttosto delicata la situazione per Davide Cantarello con 2 falli al pari di Teoman Alibegovic. Udine già arrivata a quota 7 falli di squadra dunque per Udine, 3 per quanto riguarda Roseto. Secondo me questo fallo di Cantarello si poteva stare, perché ha fatto un passo all'ultimo momento e l'arbitro è stato molto bravo a vederlo, ma si poteva stare. Nota Ezio che la Snaidero è rientrata in partita pieno a tutti gli effetti quando è uscito Moretti. Adesso tornerà Moretti in campo e sarà assolutamente fondamentale limitarlo. Orsini è bravo, però non è ai livelli di Moretti. Sai cosa? Lo trovo, l'ala senese, lui è senese di nascita, estremamente dimagrito rispetto agli ultimi anni, tirato a lucido. Io pensavo fosse probabilmente nella fase calante della sua carriera, chissà che invece non abbia trovato nuovi stimoli in quel di Roseto. Ricordiamo che le 2 formazioni sono a tutt'oggi appaiate a quota 6 sul secondo gradino della classifica. Si ritorna dunque sul parquet. Allora adesso vedremo che tipo di difesa sceglie Borizzoli, che ama ogni tanto mescolare le carte. Peccato l'ultimo contropiede di Pieri, forse aveva subito un fallo, forse doveva dare un pochino più di parabola, poteva essere il sorpasso e psicologicamente sarebbe stato importante. Comunque mi sembra che la Snaidero incomincia a prendere i giusti ritmi in questa gara. Torniamo dunque, amici sportivi, a seguire lo svolgimento di questa gara, giocati 11 minuti e 38 con 3 punti di vantaggio per la squadra ospite, 13 che difende, 10 Snaidero che attacca. Possesso di palla di Federico Pieri, taglia Smolley, su di lui la marcatura pressante di Abdul Fox.
prova la conclusione Smolley e va a canestro. Llewellyn, Smolley, 4 punti per lui e Udine si fa sotto. 12 Udine che difende, 13 Roseto che attacca. Busca decide di gestire con calma il possesso della sfera, ancora 17 secondi a disposizione di Roseto, il lob per Fox, pescato molto bene da Moretti, dunque 4 punti per Fox, ottima iniziativa da parte di Moretti. Smolley, è entrato intanto in campo anche Joel Zacchetti, Pieri riesce a trovare la penetrazione vincente. Buona questa fase di partenza di Federico Pieri, già arrivato a quota 6, Federico Pieri che si evidenzia anche nelle statistiche per un'ottima percentuale nei tiri da 2 punti, addirittura il 62% per un giocatore che è riuscito a segnare sinora 18 dei 29 tentativi. Il tap-in vincente intanto da parte di Albert Bardit, primi 2 punti per il nuovo statunitense di Roseto, decisamente positivo l'apporto del giocatore statunitense nella precedente gara. Intanto è da dimenticare la conclusione di Joel Zacchetti, vediamo nel tabellone, si sta per doppiare la boa della prima parte della gara, si gioca veramente in un clima torrido, grande tifo dei tifosi di Roseto giunti qui al Palasport Carnera. Moretti, il tentativo di passaggio sotto le planche, intendeva mettere in movimento Savio, intanto c'è un doppio cambio in casa udinese, esce Zacchetti ed esce anche Federico Pieri, entrano Alibegovic e il play Lazic, con Udine che ha in mano il pallone, il possesso della palla che potrebbe regalare il pareggio in caso di realizzazione pesante. Prova lo Smolley, la conclusione era da 2, il rimbalzo di Niang, non riesce il giocatore di passaporto francese a trattenere il controllo della sfera, a modo Busca dunque di riportare l'azione nella metacampo avversaria dopo il controllo prolungato della sfera. Cerca ora la proposizione da parte di Fox, ora Moretti, 1 metro, gli concede Sartori e Moretti prova subito la conclusione personale, il tiro non va a canestro, riparte Smolley, qualche problema nel palleggio, scarica comunque su Lazic. Udine con il quintetto formato da Lazic, Alibegovic, Niang, Sartori e Smolley. Alibegovic, Sartori a servire Bassirov, Niang controlla in qualche maniera il pallone, il numero 15 arancione, quindi Lazic e il pallone del pareggio a 8:38 dal termine. Udine trova l'equilibrio sul 17 pari quando devono essere ancora giocati 8 minuti e 24 secondi. Il pressing a tutto campo da parte di Udine con Lazic che disturba il controllo di Busca, riesce a controllare il possesso della palla Savio, la penetrazione non va a canestro, poi è lo stesso numero 8 di Gustavo Tolotti, vecchia conoscenza dei parquet di Serie A trovare il rimbalzo vincente a depositare a canestro. 19-17 per Roseto. Tolotti è stato un gran giocatore, adesso è un po' in fase calante, però rimane un giocatore di grande esperienza e di buona tecnica. Adesso Bonizzoli ha cambiato molti quintetti, sta usando molto rotazione degli uomini nella speranza di trovare il giusto equilibrio per poter prendere magari un'impennata nell'avanti. Moretti, la conclusione da 3 punti e allunga Roseto con un vantaggio di 5 punti. Roseto che difende 22, Udine che attacca 17, possesso di palla e ancora 20 secondi da gestire da parte di Lazic. Bassirov, Niang, ora Smolley, marcatura di Fox su Smolley, ora Lazic, è libero Niang, entra con le lunghe falcate e viene pescato in fallo il numero 9 Giovanni Savio. Questo forse è un regalo. 12 stagioni in Serie A per il numero 9 di Roseto, Giovanni Savio, che ha segnato sinora 4 punti. Vediamo i quintetti, propone la Cordivari Tolotti con il numero 8, intanto c'è il cambio, esce Savio ed entra con il numero 15 Bardit.
troviamo Orsini con il numero 11, quindi con il numero 8 come detto Tolotti e con il 7 Moretti. Per quanto riguarda Udine, il quintetto propone la coppia Lazic Smolley, Basilov Niang, Alibegovic e Sartori. Dunque una formazione con 2 piccoli e 3 lunghi. Ancora 7:23 in questo primo tempo. Seconda conclusione per Basilov Niang, che riesce a ridurre, a rosicchiare un punto dal vantaggio, e c'è il cambio, esce lo stesso Niang, autore di un punto. Rientra Davide Cantarello, ricordiamo gravato di 2 falli al pari di Teoman Alibegovic. Per Roseto 2 falli per Moretti, 1 per Busca e 1 per Savio. In generale 7 falli per Udine, 4 per Roseto. C'è un nuovo intervento falloso sempre del numero 12 Sartori, che entra anch'egli nel novero dei giocatori con 2 falli, e c'è la nuova possibilità per Moretti di presentarsi sulla linea dei tiri liberi. Moretti già andato in doppia cifra, a testimoniare l'incredibile potenziale nelle mani di questo atleta, efficacissimo in fase d'attacco. A segno il primo punto di Moretti, dunque ristabilito il massimo vantaggio di Roseto, più 5. Seconda conclusione di Moretti, questa volta il pallone danza sul ferro e poi esce. Lazic, su di lui la marcatura di Orsini. Bel duello fra Alibegovic e Bardit. Intanto esce Alibegovic, si ripropone il numero 15 statunitense Lazic, marcato da Orsini. Moretti se la vede con Sartori, marcatura uomo a tutto campo. Nuovamente Lazic, trova lo spazio, il pallone non entra, poi Cantarello conquista un bel rimbalzo in fase d'attacco e c'è il fallo del numero 8 Gustavo Tolotti. 207 centimetri di grande esperienza per questo atleta, che ha vissuto gran parte della propria carriera nella Viola di Reggio Calabria. Sì, è vero. Adesso Bonicciolli propone i 3 piccoli. Smolley, che non è ancora uscito, gioca probabilmente in ruolo di ala bassa. Poi doppio play Pieri e Lazic, forse per dare ancora più ritmo. Prova a notare Moretti, adesso che è fuori Busca, gioca addirittura playmaker. Questo non l'avevo mai visto in 20 anni che lo vedo giocare sui parquet. Eccolo qua, vedi? Gioca playmaker, è proprio in condizioni atletiche smaglianti, mi sembra. 11 punti già per lui. È veramente un fuori quota per questa Serie A2 Moretti, e c'è l'azione di forza di Albert Bardit, che va a schiacciare di prepotenza. Ricordiamo 3 schiacciate anche nella precedente gara, e Cantarello può replicare, importante anche dal punto di vista emotivo questa replica di Davide Cantarello. Ma dobbiamo dire che le 2 squadre stanno dando vita ad una grande partita, veramente il plauso degli spettatori va equamente diviso fra i 2 quintetti ben gestiti da Phil Melillo e da Matteo Bonicciolli. Intervento falloso intanto in fase di Lazic, il fallo in fase difensiva di Lazic. Udine ormai ha ampiamente superato il bonus, quindi si va sempre in lunetta e si presenta naturalmente il numero 11 Francesco Orsini. Preciso il primo tentativo. Nuova chance per l'ex giocatore di Livorno e di Udine a canestro, più 6 per Roseto. Portapalla Lazic, poi di riposo per Niang. Alibegovic pescato molto bene da Federico Pieri, un bel dai e vai, meno 4 per Udine, ancora 5:47 da giocare. Gara veloce, gara divertente, gara giocata a viso aperto veramente da entrambe le formazioni. Moretti, Fox, Orsini, il passaggio a beneficio di Bardit, che trova sotto canestro Tolotti, che appoggia al cristallo e ristabilisce il vantaggio di più 6 per Roseto. Elargiscono intanto i tecnici in continuazione grandi indicazioni ai propri quintetti. C'è un cambio alle porte per la formazione ospite. Esce Orsini e rientra con il numero 5 Busca, esce anche Tolotti e rientra Savio. Dunque doppia
alternanza nella formazione di Rosetto degli Abruzzi, con 6 lunghezze da gestire quando mancano ancora 5 minuti e 14 secondi da giocare al termine di questa prima frazione. Prova la conclusione, va a segno Federico Pieri, precisissimo sinora, grande impatto sulla gara di Pieri, andato a quota 9 con questo canestro da 3 punti. Davide. Sì, questa è una bomba molto importante perché dà fiducia, dà morale alla Snaidero. Devo dire che questo Rosetto mi sta impressionando molto, ha un quintetto veramente forte, forse non ha una panchina un granché lunga, però è una squadra, guarda come che scontro fisico, terzo fallo di Cantarello, Ezio, grave questo. Dicevo che Rosetto mi sembra una squadra estremamente equilibrata a livello di quintetto, poi ha 2 uomini in panchina come Tolotti e Orsini che possono dare minuti di qualità, però a livello del quintetto base sono veramente uno dei migliori della categoria probabilmente. Intanto si attua un notevole turnover in questo primo tempo, con Udine costretta a rimontare 3 lunghezze e con il possesso di palla da parte di Rosetto quando mancano 4,49 al termine del primo tempo. Andiamo a fare ordine, andare per esaminare gli effettivi in campo. Rosetto propone con il numero 15 Bardit, con il numero 10 Fox, con il numero 7 Paolo Moretti, presente anche Busca con il numero 5 e troviamo con il numero 9 Savio. Per Udine in campo Smolley, Niang, Lazic, Smolley e Federico Pieri. C'è bisogno di Smolley, Ezio, ha avuto un paio di canestri, di invenzioni, ma è stato forse poco cercato, forse un po' nascosto lui. C'è bisogno che Smolley infiammi il Carnera e si porti la squadra un minimo sulle spalle. Ci prova intanto Lazic in questa bella iniziativa che va a canestro. Udine si fa nuovamente sotto, Cordivari 30 che attacca, Udine 28 che difende, si gioca sul filo dell'equilibrio, ma da un po' di tempo è Rosetto a condurre le danze. Busca lateralmente a beneficio di Savio, è libero Fox, preferisce gestire il pallone Cordivari con Busca, la marcatura di Niang, Busca, il pallone non va a segno, c'è il rimbalzo del numero 15, non va a buon segno il recupero di Busca. Alibegovic sotto canestro, 2 punti ed è il pareggio, impatta la gara Udine sul 30-30 quando mancano 3,47 al primo tempo, al termine del primo tempo, con Alibegovic arrivata a quota 6. Adesso Pieri sta dando veramente i ritmi giusti alla squadra, adesso ha impostato anche un bel contropiede e Alibegovic ha concluso bene. Attenzione, potrebbe essere il momento di mettere il naso avanti e chiudere in ascesa questa prima frazione. Nuovamente possesso di palla per Cordivari con il numero 10 Fox, Bardit, la conclusione di Bardit a canestro, 2 punti, 7° punto per il nuovo statunitense di Rosetto. Gestisce palla Udine con Federico Pieri, esterna la posizione di Lazic, quindi Alibegovic riceve palla lo stesso capitano Teoman Alibegovic, l'1 contro 1 con Savio, il pallone dolcemente scagliato verso il canestro, ma beffa l'iniziativa di Alibegovic e dalla parte opposta Busca, è falloso l'intervento della retroguardia arancione. L'indicazione dell'arbitro è all'indirizzo, vediamo di chi, è il fallo di Lazic, secondo fallo, dunque 2 falli per Sartori, per Alibegovic e per Lazic, 3 per Cantarello. Comincia a essere veramente grave e delicata la situazione di Udine, soltanto 5 intanto i falli di squadra commessi da Rosetto, con Busca, Tolotti e Savio con un fallo e Moretti 2. Intanto allunga nuovamente Rosetto, più 4 in questa fase finale del match. Niang, 1 contro 1 con Savio, l'avvitamento è a canestro, bella iniziativa di Basirov. Niang che brucia da retina, più 2 per la squadra di Cordivari che ora difende. Possesso palla di Busca, ora Savio, nuovamente Paolo Moretti, su di lui la marcatura di Pieri, gestisce palla nuovamente il playmaker Busca. Prolungata azione, ancora 3 secondi per la conclusione di Bardit, 2
c'è l'infrazione di passi ravvisata dalla coppia arbitrale. Udine può gestire il pallone dell'eventuale pareggio, c'è il time out per la squadra di Udine. Dovremmo poter andare con un'intervista dal parterre, dunque la linea va a Carlo Casarsa. In zona VIP assieme a Thomas Locatelli, un illustre spettatore quest'oggi, e ieri purtroppo ha dovuto seguire dalla tribuna due partite, quella di ieri dell'Udinese e quella di oggi. Thomas, da quando sei appassionato di basket? Ma mi piace parecchio, devo dire. Appena posso cerco di venire per seguire qualche partita, però sappiamo benissimo che il tempo è molto poco. Insomma, 34-32 per gli avversari, sarà dura, un bel incontro fino ad ora. Ma sì, è sicuramente un buon incontro, è una partita equilibrata. Speriamo che alla fin fine possa venire fuori tutta questa squadra, perché penso che abbia tutte le possibilità di fare una buona partita. Speriamo che la possa vincere. Una battuta anche a Cesare Mansi, presidente del Cigar Club di Udine. Veramente ce ne vorrebbero due da fumare in questo termine. Cesare, una partita importante, siamo vicinissimi a raggiungere gli avversari, comunque l'importante sarà non perdere la calma. È importante mantenere la calma, la partita è molto equilibrata, però secondo me è alla nostra portata poterla portare in modo positivo alla fine, e mi auguro che si arrivi a questo risultato. Grazie Cesare, a te Ezio. Eccoci nuovamente in cronaca, amici sportivi, dunque di Teleregione 34-32 il risultato. Andiamo a vedere intanto la percentuale della Snyder, lo sta tirando con un 46% contro il 50% di Cordivari. Possesso palla arancione, Lazic scarica per Federico Pieri, prova la conclusione, Federico Pieri a canestro. Grande impatto della gara di Federico Pieri, primo giocatore di Udine a salire in doppia cifra, 11 punti per il numero 4 arancione, 1:29 al termine del primo tempo con il risultato in perfetto equilibrio. Busca, Fox, Moretti, iniziativa di Moretti, al momento di concludere decide di scaricare, Smolley corto per l'intervento difensivo di Abdul. Fox è falloso e c'è la possibilità per Udine di presentarsi in lunetta sul 34 pari. Il pallone a questo punto, anche se siamo soltanto nel primo tempo, Davide, comincia a pesare. Sì, è assolutamente vero quello che dici. Adesso Smolley, quando parte in contropiede, quando parte in contropiede il Carnera si infiamma. Una delle cose migliori della gara, secondo me, fino adesso è stata proprio la difesa di Smolley su Fox. Fox praticamente non è esistito. È un peccato però che Smolley si sia un po' sfiancato in difesa e in attacco non renda come al solito. Torniamo in cronaca dunque, ma Fox è un giocatore di grandissima caratura, dovrà comunque tenere sempre alta la guardia Udine per questo atleta che riesce sempre a essere decisivo nelle vicende di Roseto. Il lungo lancio, l'intervento difensivo di Busca, ma secondo la coppia arbitrale c'è l'ultimo tocco arancione, dunque pallone gestito nuovamente da Roseto sul risultato di parità. Non riesce proprio Udine a tornare decisamente in vantaggio, ancora 42 secondi al termine di questo primo tempo. Fox, il taglio dentro per l'iniziativa di Moretti, si avvita in aria e riesce a deporre a canestro, dunque assist di Fox, 36-34, ultimo possesso di Udine. Vediamo se riuscirà a sfruttare al meglio questo ultimo possesso di palla la formazione di Bonicciolli. Lazic, la sospensione, il tiro a canestro, 36 pari, ancora 12 secondi di gioco. Busca, ultimo tiro nelle mani di Roseto. Busca, il palleggio, su di lui la marcatura di Alibegovic, lo scarico e il canestro realizzato dal numero 9 Giovanni Savio, +2 per la squadra ospite, che va a riposo dunque sul risultato di 38-36. Dunque situazione delicata in casa udinese. Abbiamo la possibilità di scambiare una battuta con Carlo Casarsa dalla tribuna. A te Carlo. Guardiamo la telecamera di fronte là. Ecco, dovremo avere Carlo Casarsa in linea. Prego Carlo. Allora Ezio, siamo qui in tribuna
a Giorgio Sina, vorremmo sapere un parere su questo primo tempo 38-36 per gli avversari. Ma direi che è stata una bella partita, un bel primo tempo molto combattuto e molto entusiasmante vedere che c'è combattimento fino all'ultimo. Penso che la Schneider oggi ce la possa fare. Ieri un po' di delusione allo stadio Friuli, due grosse squadre, l'Udinese da un lato e la Schneider dall'altro, per riportare in alto tutto lo sport della nostra regione. Ma sì, esatto, non mi formalizzerei su un risultato o su come sta andando anche all'Udinese in questo ultimo periodo. Il campionato è lungo, è da giocare tutto e quindi guarderei alla fine il risultato. Siccome anche l'Udinese e la Schneider sono due squadre che riportano alto il valore del Friuli, direi che sicuramente ce la faranno, come del resto è stato anche negli altri anni. Carlo, non so se... Ringraziamo Giorgio Sina e qui dalla tribuna VIP di nuovo Tezio. Sì, grazie Carlo, siamo qui in postazione con Giancarlo Sarti, il direttore generale della Schneider. Veramente sudato questo primo tempo, un bel avversario questa formazione di Roseto. Sì, Roseto è esattamente come ce l'aspettavamo, una squadra con una grandissima difesa, stentiamo molto, il punteggio nostro è troppo basso. Alcuni dei nostri migliori non riescono a esprimersi in fase offensiva, soprattutto bisognerà comunque aumentare difesa e soprattutto che alcuni degli uomini chiave nostri si sblocchino in attacco, perché il risultato dipende molto a questo punto anche dalle mani dei nostri attaccanti, che oggi mi sembrano particolarmente, anche a causa della difesa rosetana, particolarmente fredde. Grazie a Giancarlo. Eccoci nuovamente in cronaca per seguire insieme questo secondo tempo di questa emozionantissima gara fra Udine e Roseto. In vantaggio per il momento gli ospiti di 2 punti. La giravolta di Fox è corta, il rimbalzo subito di Federico Pieri. Ricordiamo il risultato: 36 Udine che attacca, 38 Roseto che difende. Possesso di palla di Pieri, ora Basilov Niang schierato in quintetto di partenza. Nuovamente il playmaker Alibegovic. Il semigancio del capitano e nuovamente pareggio per Udine. Andiamo a vedere alcune statistiche, amici sportivi, del primo tempo. 4 rimbalzi per Smolley, miglior rimbalzista in casa arancione, addirittura 10 i palloni arpionati sotto le planche da parte dello statunitense Bardit, 8 difensivi e 2 in fase d'attacco. Ha tirato molto bene Cordivari dai tiri liberi, 86%, 60% per Udine. Intanto la conclusione da lontano di Moretti è sbagliata. Nei tiri da 2 Cordivari 53%, Schneider 60%. Intanto la conclusione dalla parte opposta di Alibegovic, pallone gestito nuovamente dalla squadra ospite con Moretti che può cercare il tentativo di penetrazione. C'è l'intervento falloso in fase difensiva da parte di Basilov Niang, il primo fallo del secondo tempo e complessivo per il numero 15 arancione. Dicevamo per le statistiche, nel tiro da 3 punti Schneider 25%, Cordivari 50%, miglior realizzatore sinora Moretti con 13 punti. 5 su 6 dalla lunetta per Moretti, 1 da 2 su 2, 2 su 4 da 3. Dopo questa scorpacciata di numeri torniamo nuovamente in cronaca per seguire questa gara che si sta giocando veramente sul filo dell'equilibrio. Moretti, su di lui Sartori, la giravolta di Fox, pallone arpionato da Savio che riesce a farsi spazio ma non conclude. L'ultimo tocco è del numero 10 azzurro Abdul. Fox rimessa con le mani per Udine. Ricordiamo che si sta giocando di fronte ad una splendida cornice di circa 4.500 spettatori, con nutrita rappresentanza di tifosi di Roseto degli Abruzzi che stanno sostenendo a gran voce i propri beniamini, non da meno i giocatori arancioni sostenuti dal gruppo dei tifosi della Curva Ovest e da tutti gli appassionati udinese che hanno ritrovato finalmente il grande basket. C'è veramente fame di grande basket a Udine. Questo progetto Schneider può regalare veramente grandi soddisfazioni agli sportivi della palla spicchi del Friuli. Intanto c'è l'ingresso ed è un nuovo entrato, Valerio Amoroso con il numero 10. Vediamo facilitare il recupero di palla da parte di Busca. Varca la linea di metà campo il numero 5 della formazione, quest'oggi vestita in divisa blu scuro. Moretti scarica per Savio, c'è l'ottimo recupero da parte di Sartori, si sviluppa il contropiede, Smolley, la grande stoppata
di Bardit, si dimostra grande giocatore Bardit, alza molto bene la parabola intanto Busca e riporta su Roseto 41-38 dal pallone del possibile vantaggio al -3. Davide. Sì, a me questo Busca piace molto, giocatore velocissimo che dà ritmo, adesso ha fatto una gran bomba in contropiede. Peccato questa stoppata perché che ha subito Small in attacco da Bardit, perché Small è un giocatore molto emotivo che rischia di chiudersi in se stesso. Già nel primo tempo ha fatto fatica, vediamo adesso, vedi infatti Bonicioni lo toglie, forse è una buona idea dargli un minuto di riposo per magari rimetterlo a posto psicologicamente. Smolley ha cancellato Fox che è stato addirittura sostituito da Melillo, però in attacco come dicevamo prima non ha avuto ha avuto pochissimo impatto. Ancora Pieri è costretto ad allungare troppo la parabola per evitare le braccia protese della difesa di Cordivari. Busca riesce a penetrare ma non scarica correttamente contro il cristallo. Rimbalzo nuovamente gestito dalla Snajdero con Federico Pieri. Grande duello fra Alibegovic e Savio, dalla parte opposta il pallone scaricato sul lato debole per Sartori, l'efficace azione difensiva di Amoroso porta il pallone comunque nuovamente in possesso arancione. Time out richiesto dalla panchina di Cordivari e abbiamo la possibilità di andare subito a sentire alcuni commenti in parterre con Carlo Casarsa. Insieme all'avvocato Mansi, una vecchia conoscenza, oggi in qualità di tifoso, ma lo ricordiamo anche nel passato appunto per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore degli arbitri di questa Snajdero. A parte la partita siamo lì, quindi diciamo così grande entusiasmo. Quello che colpisce di più in questo magnifico pomeriggio udinese, possiamo dire effettivamente un grande pomeriggio di sport. Sì, è bellissimo perché c'è uno sport che proviene da oltreoceano e c'è tutto il tifo e la friolanità e l'udinisità che confluiscono qui. È un momento di aggregazione di tutto il Friuli e della città. Bravissimi. A te Ezio. Rientrano sul parquet i quintetti con il risultato sempre in favore di Roseto per 41-38, ma il possesso del pallone arancione. Si incarica della rimessa in gioco Sartori, prova la conclusione ma sbaglia Federico Pieri, poi tocca sulla rimessa in gioco, la palla verrà nuovamente gestita da Roseto. Guarda, io penso una cosa, che se stasera la Snajdero vince può andare molto lontano. Roseto mi sembra una squadra quadratissima, quindi questo è un bellissimo banco di prova che vale per tutta la stagione. Savio, intanto il pallone ancora gestito da Busca, ancora 12 secondi a disposizione della squadra di Melillo per concludere la manovra. 8 secondi adesso, entra sotto e va a segnare, ma c'è l'infrazione di passi da parte di Savio, dunque vanificata questa conclusione, rimane sempre di 3 lunghezze il vantaggio della squadra ospite. Sì, prima abbiamo visto una protesta di tutta la panchina udinese, si invocava l'infrazione di 10 secondi, comunque alla fine Savio ha fatto passi, quindi abbiamo lo stesso recuperato la palla ed è molto importante a questo punto capitalizzare questo attacco. Il passaggio è troppo largo, troppo aperto, tentato da Bassirov Niang a beneficio di Alibegovic, che dall'alto della sua esperienza va comunque a rincuorare il giovane compagno che comunque molto sportivamente si accusa dell'errore. Un ragazzo veramente simpaticissimo questo Bassirov Niang, dà veramente sempre il 100% in campo ed è per questo molto apprezzato da tutto l'ambiente. Amoroso per Paolo Moretti, Bardit, su di lui Bassirov Niang difende, ma c'è lo scarico per Moretti che adagia il pallone sul ferro e allunga con il 15° punto di Paolo Moretti la squadra di Roseto. 43 Roseto che difende, 38 Udine che attacca. Sartori all'indietro per Bassirov Niang, Alibegovic, entra Lazic, appoggia al tabellone il Cuoio, beffa il tentativo dell'atleta di passaporto greco, ma c'è comunque il fallo e c'è la sostituzione, rientra in campo pur gravato di 3 falli Davide Cantarello e viene ricavato in panchina Bassirov Niang. Lazic a disposizione 2 tiri dalla lunetta per rosicchiare il vantaggio di 5 punti sinora gestito dalla formazione abruzzese.
Non va il primo tiro, dunque resta immutato il -5 dell'ottica friulana. Secondo tentativo per Aleksandr Lazic. La parabola anche questa volta beffa, ma c'è il grande rimbalzo di Davide Cantarello. Ancora possesso palla arancione. Pieri, si allarga Lazic, viene servito dalla parte opposta Alibegovic. Il tiro mancino e il canestro pesante. 10 punti per Teoman Alibegovic. Era da 2 comunque la conclusione. +3 per Roseto, palla in mano abruzzese. Questo tiro di Teo è il suo tiro, classico tiro frontale alla posizione di post alto. Sbaglia pochissime volte. Forse io, Ezio, adesso do un piccolo consiglio a Matteo Bonizzoli, rimetterei Smalley e proverei a dare un'impronta alla gara. Possesso palla abruzzese con Moretti per Bardit. È un rigore che il numero 15 statunitense di Roseto realizza. +5 sempre, 14 minuti e 40 secondi al termine di questa partita che tiene con il fiato sospeso i 4.500 del Carnera. Pieri prova la conclusione da lontano, tocca il primo ferro, non va a canestro la conclusione da lontano del playmaker arancione. Riparte Busca, che sta veramente dettando con grande saggezza i tempi, il numero 5 di Cordivari. Ora Moretti, la marcatura di Sartori ostacola la conclusione del fromboliere ex Bologna. Riparte Pieri, affrontato dal playmaker Busca. Sartori, la conclusione in sospensione e c'è l'ovazione del Carnera che vede nuovamente la Snaidero avvicinarsi. -3 a 13 minuti e 50 dal termine di una gara veramente emozionante, sicuramente la più bella, la più emozionante vissuta sinora qui al Palasport Carnera. Udine deve dare anche una risposta dopo la scialba prova di Iesi. Bardit, possesso di palla ancora 7 secondi per concludere. Il tiro in mezzo gancio del numero 15 del pivot statunitense va a canestro, ma è nuovamente dalla parte opposta l'azione già rovesciata con Teoman Alibegovic. La marcatura di Bardit e l'intervento degli arbitri che ravvisano un intervento falloso proprio del numero 15 Bardit, e c'è un cambio, un avvicendamento in casa arancione con Sartori che lascia il posto al numero 5 a Fabio Cossa, schierato all'inizio del quintetto. Sì, dopo che è partito in starting 5 non era più entrato, adesso Bonizzoli riprova a metterlo, lo rimette alla guardia di Moretti. Sartori ha fatto un buon lavoro in difesa su Moretti. Costa dovrà dare minuti di qualità non solo difensivi ma anche offensivi. Alibegovic segna un tiro libero molto importante. Bisogna stare attenti perché adesso la partita si gioca, cioè adesso la partita è entrata nel suo vivo, quindi sono vietatissimi i passi falsi. Seconda opportunità per Teoman Alibegovic a canestro, dunque riduce a 3 le lunghezze di svantaggio Udine quando ci stiamo avvicinando allo spirare del terzo quarto di questa gara. Busca, quintetti con Gustavo Tolotti in campo, Fox, la conclusione del numero 10, ma c'è il fallo di Federico Pieri. Siamo arrivati al primo fallo del numero 4 arancione, dunque diamo un'occhiata ai quintetti con Fox, Tolotti, Moretti, Busca e Bardit. Per quanto riguarda la formazione ospite seguiamo Udine con Lazic, Cossa, Cantarello, Pieri e Alibegovic. La seconda conclusione, anzi il primo tentativo va a canestro da parte di Abdul Fox. Quinto punto per lo statunitense, seconda opportunità, alza la parabola e brucia la retina. Nuovamente +5, ormai la situazione si è cristallizzata su questo elastico fra i 3 e i 5 punti, non si sblocca la situazione. Udine non riesce a colmare questo svantaggio. Pieri, Cantarello, Lazic, supera Fox e poi c'è la conclusione e la rimessa assegnata dalla coppia arbitrale alla squadra ospite di coach Phil Melillo. Gara ancora aperta naturalmente, 12 minuti nel basket sono un'eternità. Adesso mi sembra in questo frastuono terribile, mi sembra ci sia un attimo di scorramento fra le file arancione. Forse ci vuole, sicuramente ci sarà una reazione prima della fine, ma forse ci vuole
adesso un attimino di loose Smalley, dai, ecco, io metterei Smalley adesso in questo momento. Moretti, si propone Tolotti, viene servito con il numero 10 Abdul Fox, la conclusione è corta, la rimessa è in mano arancione da Pieri a Lazic, varca la linea di metà campo, il numero 4 arancione, grande partita sinora di Federico Pieri, su di lui la marcatura di Busca. Alibegovic, esce Tolotti a disturbare, Lazic all'indietro per Pieri, ancora 16 secondi al termine di questa azione, la conclusione in sospensione, va a canestro da parte di Lazic, nono punto per il cestista di passaporto greco, il comunitario di Udine, e situazione come dicevamo ora ridotta a -3 per Udine. Moretti si sgomita sotto le planche fra Tolotti e Cantarello, c'è spazio per Moretti, conclusione corta, rimbalzo di Davide Cantarello che apre il contropiede a beneficio di Alexander Lazic, su di lui Fox, Lazic, nuovamente Cantarello, Pieri, 20 secondi da gestire, l'Udine deve anzi gestire al meglio questo possesso palla che potrebbe imprimere un cambio di rotta alla gara. Attenzione, c'è l'anticipo ma è considerato falloso da parte della coppia arbitrale, da parte di Abdul Fox. Situazione falli, 3 per gli ospiti, 2 per i padroni di casa, e c'è un cambio in casa arancione anzi c'è un time out, quindi vedremo se ci sarà il cambio con Smalley che si era avvicinato alla sedia del cambio. 11:23 dal termine, 49 per Rosetto, 46 per Udine. Sì, adesso entrerà Smalley che ci ha scordato Boniccioli, quindi adesso praticamente entriamo nella parte decisiva della partita. Linea Carlo Casarsa. Siamo qui assieme a Ivano Fanzutto, un momento delicato della gara, sempre -3 naturalmente per i giocatori di casa, l'importante sarà mantenere la calma e puntare tutto nel rush finale. Una partita un po' difficile, una giornata difficile, si sente un po' il problema dei lunghi sotto canestro, prendiamo pochi rimbalzi, sbagliamo abbastanza, comunque speriamo che al finale ci siano dei risultati positivi. Ecco, a detta di tutti questa dovrebbe essere la partita della svolta, sei d'accordo? Beh, il campionato è ancora lungo, certamente che vedo che la squadra avrebbe bisogno di risultati per acquistare maggiore credibilità e maggiore sicurezza in se stessa. E dalla tribuna VIP a Tezio. Torniamo in cronaca dunque per seguire tutti insieme, amici sportivi di Teleregione, la penetrazione di Smalley e il pallone si incastra addirittura tra il cristallo e il ferro, situazione veramente particolare, Davide. Ci sono i classici colpi di sfortuna, si ricomincerà con una palla a 2 come prevede il regolamento. Peccato perché un canestro magari anche di fortuna di Smalley poteva cambiare un pochino anche l'impatto che lui potrebbe avere in questa gara da qui alla fine. E sembra veramente incollato questo vantaggio di 3 punti che Udine non riesce a sbloccare, soltanto 4 i punti sinora di Llewellyn Smalley, il fromboliere di Udine, il giocatore capace di riaccendere grandi entusiasmi con le sue percussioni. Recupera intanto il possesso di palla solo parzialmente Udine, lo gestisce invece la Cordivari di Rosetto con Busca, veramente occasione persa per Udine. Tolotti, su di lui la marcatura di Alibegovic, il passaggio per Fox, ora Bardit lateralmente per Busca, alza la parabola, molto bene il play abruzzese ed è nuovamente vantaggio per Rosetto. Alibegovic dalla parte opposta, Pieri scarica per Cossa, ha trovato molto bene Luz Molley ma va a cercare la soluzione forse più difficile, recupera la palla, scarica per Alibegovic a canestro. Bel punto, bel canestro di Alibegovic. Con le unghie questo canestro, proprio della rabbia, dell'orgoglio, della voglia di non uscire dalla partita. Busca ha infilato una tripla dall'angolo pericolosissima. Busca è un giocatore che, ti ripeto, mi piace molto. È stato molto importante questo controcanestro di Alibegovic che si tiene attaccata all'incontro. Intanto sono addirittura 12 rimbalzi quando manca da giocare ancora un quarto della gara, i rimbalzi catturati da Bardit, veramente un gran giocatore questo, da lontano Talotti, conclusione sbagliata. Possibilità nuovamente per Udine con Federico Pieri, lo scarico esterno per Cossa, Llewellyn Smalley, ora Federico Pieri,
18 secondi ancora per il possesso palla arancione. Smolley, vediamo se riesce a trovare la soluzione. Smolley ci prova, è il canestro di Llewellyn. Smolley, -2. Udine rosicchia quel punto che non riusciva veramente a scavare nel distacco, nel solco che la separa da Roseto. Busca, Bardit, Moretti, escono in due, il raddoppio su di lui. Bardit può concludere, il tiro è corto, il rimbalzo di Cantarello. Vediamo, c'è un contatto fra Pieri e Tolotti e c'è il secondo fallo in fase difensiva, secondo fallo di Tolotti. 5 falli per gli ospiti, 2 per la Snaidro. Vediamo la regia che inquadra il tabellone, l'occasione per fare il punto della situazione. 9:08 dal termine, 52-50. 3 falli per Cantarello. Federico Pieri, Alibegovic, Cantarello trovato molto bene, c'è ancora la grande azione difensiva di Bardit. E Bardit sinora a mio giudizio è MVP, giocatore di grandissimo peso. Moretti scivola molto bene, poi la conclusione è corta. Alibegovic, il fallo in attacco è di Paolo Moretti. Congratulazioni di Cossa all'indirizzo di Alibegovic per questa azione difensiva. E siamo arrivati al terzo fallo di Paolo Moretti. 3 falli al pari di Busca, 2 le sanzioni nei confronti di Fox e Tolotti e anche lo stesso Bardit, 2 falli. Seguiamo Cantarello, il pallone del potenziale pareggio nelle mani di Lowes Smolley. Marcatura a tutto campo di Fox. Alibegovic, 9 secondi al termine. Alibegovic, Cantarello e il tap-in non ha buon esito, ma c'è l'esultanza di Bonicciolli per questa grande azione offensiva di Cantarello, presente sotto le planche. Soprattutto il quarto fallo di Moretti, che in questo secondo tempo ha fatto fatica a trovarsi sui canestri perché è stato marcato molto bene e perché credo non abbia più l'autonomia a livello di minutaggio di una volta. Però il fatto che lui abbia 4 falli, che quindi sia ormai arrivato in una condizione in cui non può più difendere neanche come prima, per noi è molto importante. Peccato sto tiro libero sbagliato da Cantarello. Seconda opportunità per il 2-14 Veneto. Si concentra, non va neanche il secondo, ma c'è il rimbalzo, pallone d'oro gestito da Federico Pieri. Si azzera, si resetta il tabellone, ancora lungo il possesso friulano. Pieri, Alibegovic scarica su Cantarello, un passo del pivot arancione e viene colto in infrazione falloso il difensore di Roseto. Si tratta del numero 10 Fox e nuovamente si ripresenta la doppia chance per Cantarello, sempre 2 i punti di vantaggio di Roseto a 8 minuti dal termine. Cantarello e la palla fa l'intero giro del ferro ed esce. Peccato, veramente peccato per questa percentuale bassa per Udine. Cantarello riesce comunque a mettere a segno il 51esimo punto di Udine contro i 52 di Roseto. Soltanto un punto separa dunque le due formazioni. Gestisce palla Busca, aggressiva la difesa friulana a tutto campo. Cossa su Moretti, gran duello fra Bardit e Cantarello. Vediamo, viene colto in fallo. Attenzione, c'è il quarto fallo di Cantarello, dunque va ad equilibrare la situazione falli delicata, un uomo per parte con Moretti e Cantarello con 4 falli. Questo è un canestro abbastanza pesante perché è su rimessa laterale senza che neanche gli avversari facessero fatica. Comunque non è da drammatizzare perché la Snaidro mi sembra bella viva, bella presente. Peccato anche per quei 3 tiri liberi sbagliati a Cantarello prima. Abbiamo la bomba di Teo. Peccato, poteva essere il pareggio. Un po' troppe occasioni sprecate forse Ezio.
+3 dunque per Roseto, pallone gestito da Bardit, Fox entra all'interno dell'area rossa, sbaglia la conclusione, il numero 10 di Roseto. Possibilità per Cossa da lontano, la conclusione è corta, il rimbalzo catturato da Giovanni Savio. Intervento dell'arbitro e c'è il fallo di Pieri. 3 punti da recuperare per Udine, ma possesso di palla Roseto. Busca, grande continuità nell'azione di questo playmaker. Savio, su di lui Alibegovic, Moretti decide di ragionare, ancora 9 secondi, 8 al termine dell'azione, 7, 6, buona la marcatura di Cossa, il recupero del pallone di Smolley, 1 contro 1, Smolley, ma è splendida l'azione di Abdul Fox che va a inchiodare sul tabellone il contropiede arancione. Veramente bisogna rendere omaggio ai gesti atletici dei ragazzi di Roseto che veramente stanno rendendo durissima la vita a una Snaidero comunque molto generosa. Moretti si carica, la parabola, e questo è un canestro che pesa moltissimo. Dal possibile pallone del pareggio siamo arrivati a -6 per Udine. Udine deve comunque ancora crederci. Federico Pieri, Cantarello, ora Smolley. Dalla parte opposta gestisce la sfera Cossa. Alibegovic scarica dalla parte opposta, attenzione, 3 secondi, 2, 1 e Federico Pieri sul fil di sirena riesce a mettere un canestro importantissimo. 57-53, 4 punti di differenza fra Udine e Roseto. Davide, è veramente una partita da seguire sino alla fine. Sì, una vera battaglia, adesso ormai nessuno risparmia più colpi. Prima Smolley ha preso una stoppata in contropiede veramente notevole, tu l'hai sottolineato il gesto atletico di Fox, io lo risottolineo. Adesso questo canestro di Pieri è di fondamentale importanza perché permette alla Snaidero di andare a questo time out con -4 e non -6. Di sicuro Roseto si sta dimostrando una squadra estremamente competitiva, completa. Io speravo calasse un po' la distanza visto la poca rotazione di uomini effettuata da Melillo, invece purtroppo per noi sta tenendo botta. 5:23 al termine del match, un match emozionantissimo, seguito veramente con il fiato sospeso da tutto il Carnera. Riprende dunque posto in campo il quintetto arancione con Sartori, Pieri, Smolley, Cantarello ed Alibegovic. Dalla parte opposta Moretti, Bardit, Busca, Savio e Fox. Si incarica di portare in avanti il pallone il numero 10 Abdul Fox, su di lui la marcatura di Smolley. Bardit protegge il controllo della sfera da parte del proprio portatore Moretti, ora Busca, si gioca a uomo, marcatura a tutto campo di Smolley su Fox, c'è il pertugio di Busca, è un rimbalzo importantissimo recuperato da Savio, ma l'azione difensiva di Cantarello viene vanificata dal pallone che non viene gestito e controllato dal quintetto udinese. -4 Udine che difende, Busca, Savio, Bardit, Cantarello, azione difensiva, Bardit sale ma è corto il lob effettuato dallo statunitense Pieri. ...18 secondi ancora al termine di questa azione, arancione si propone sotto le planche, Sartori, e c'è l'infrazione di passi, peccato, veramente un'azione vanificata, è un pallone importante perso da Udine. Sì, troppe occasioni sprecate in questo momento, abbiamo avuto varie possibilità per entrare in partita a surfarli e ogni volta che siamo andati lì purtroppo abbiamo fallito delle occasioni offensive. Comunque la partita è ancora tutta da giocare.
4 minuti a disposizione della Snaidero per cercare di annullare il vantaggio di 4 lunghezze sinora maturato da Cordiva di Roseto. Buona l'azione difensiva di Sartori, ma il possesso palle ancora della formazione in tenuta blu scura. Ancora 13 secondi per terminare la manovra in fase d'attacco. Moretti, penetrazione personale, poi Fox, conclusione sbagliata, rimbalzo d'oro di Cantarello, scivola a terra Sartori, gli arbitri fanno cenno di proseguire, poi c'è l'azione fallosa in fase d'attacco di Federico Pieri, è il terzo fallo del numero 4 arancione, l'ennesima, nuova occasione persa da Udine. Abbiamo Carlo Casarsa pronto in linea, a te Carlo. Sì, ecco, siamo qui in sala VIP assieme all'assessore allo sport del comune di Udine, Faustino Anzil. Peccato perché in questo momento avevamo più di qualche occasione per riportare le sorti della partita in parità, ma forse un po' questo troppo orgasmo non ci ha ancora portato in parità. Una partita difficile però ancora non persa, no? Vero? Anzi. Ma io credo di no, tuttavia la posta in palio è elevata. Io sono meravigliato da quel ritmo che riesce a far fare la squadra ospite, quel Busca che inesauribile, non ha avuto nessun cambio, è rimasto sempre in partita, è veramente una cosa eccezionale. I nostri sono un po' in apprensione, sbagliano qualche tiro da fuori, sono sfortunati nei rimbalzi, poi qualche ferro è così, ed ecco la partita insomma. Ecco, indipendentemente da quello che può essere il risultato, credo che sia un grande successo le oltre 4.000 persone qui per Udine Sportiva. Ma questo è il dato più importante, c'è molto entusiasmo, vi è effervescenza nel mondo dello sport a Udine in questo momento, speriamo che le cose vadano meglio in futuro, anche perché l'amministrazione intende sostenere e promuovere questo tipo di iniziative. Grazie Anzil, a te la parola Ezio. Intanto il pallone recuperato solo parzialmente da Teoman Alibegovic. Seguiamo insieme, amici sportivi di Teleregioni, in apnea questi 3 minuti e 26 secondi che ci separano dal suono della sirena, con il pallone gestito da Abdul Fox. La conclusione è sbagliata, poi il rimbalzo e il possesso ancora di Roseto, ennesima chance persa da Udine con questo pallone vagante controllato dal numero 10 statunitense che serve dalla parte opposta, Giovanni Savio. Marcatura rigorosamente a uomo in queste fasi finali, giustamente veniva sottolineata la grandissima continuità di Busca che riesce a far girare a 1000 la squadra. Fox, conclusione sbagliata, e vediamo l'intervento degli arbitri, cosa va a sanzionare. È un'azione fallosa della difesa e il quarto fallo di Federico Pieri, dunque situazione delicatissima di Udine che raggiunge 6 falli di squadra, sono 8 quelli degli ospiti, 3-0-4 dal termine, con Roseto che può gestire un vantaggio di 4 lunghezze, palla in mano, 30 secondi da giocare. Moretti decide di concludere subito e la parabola dolcissima va ad adagiarsi nella retina, +7 Roseto. Gran giocatore Moretti, sta mettendo a sigillo a questa partita, adesso -7 si fa molto dura, Moretti ha fatto la mamma da 9 metri, bisogna segnare questo canestro e poi sperare, ma adesso è molto dura. Prova Sartori a entrare nella difesa, nel cuore della difesa di Roseto, palla 2, caparbiamente controllata da Sartori. Moretti è arrivato a 23 punti, dunque si mantiene su standard elevantissimi la prestazione del fromboliere di Roseto. Momento delicatissimo per Udine, viene chiesto il time out, è il momento di effettuare le scelte determinanti, le scelte importanti. Ogni pallone a questo punto scotta, ogni pallone è importante, deve essere gestito al meglio. Sentiamo alcuni commenti dal parterre con Carlo Casarsa. Ecco Ezio, siamo qui in tribuna VIP, c'è qualche disturbo in cuffia ma spero mi sentiate, appunto tutto assieme bene, vai pure. A Snyder, uno dei componenti della famiglia Snyder, anche lui a soffrire in questi 2 minuti e 36 secondi finali. Peccato, no? Ma io vedo una squadra giovane che sta amalgamandosi, per cui anche se il successo non avviene sicuramente possiamo apprezzare questo spirito di gruppo che si sta concretizzando. Ed è
tutto qui dalla tribuna VIP a Tezio. Sì, in effetti il regolamento di questa regular season lascia immutate le chance delle formazioni che riusciranno a piazzarsi dal secondo al penultimo posto, però è importante cercare di conquistare un posto importante nella griglia nell'ottica dei playoff. Ricordiamo, dopo la stagione regolare la griglia orologio, ma pallone, ennesimo pallone perso da Udine, chiama la difesa a tutto campo Bonicciolli per cercare di porre rimedio a questo errore veramente grave a 2:28 dal termine, con 7 lunghezze di vantaggio per la squadra di Roseto. Ancora lucidissima la regia di Busca, veramente gran giocatore, il numero 5, il playmaker di Roseto. Pallone ora per Bardit, 7 secondi, 6, iniziativa di Moretti, 3 secondi, il pallone si spegne nelle mani di Roseto, che avrà comunque un secondo soltanto per concludere questa manovra. Davide. Sì, adesso gira tutto storto, va tutto a favore loro, tu sai meglio di me come vanno queste cose, ci mancherebbe solo un canestro adesso. In effetti non riesce a concretizzare Busca con questo tentativo di sottomano. 2-0-5, 7 punti da recuperare, tiene viva la speranza Udine. Adesso inizia il penultimo giro di lancetta con Federico Pieri. Udine deve andare anche al tiro piuttosto veloce, non può concedersi il lusso di gestire la palla a lungo. Smolley dentro per Cantarello, pallone in banca, sotto canestro per Cantarello, alza i suoi 2-14 e la partita si rifà interessante per Udine con 5 punti da recuperare, 1:44 dal termine. Avanza Fox, scarica per il tentativo, vediamo i passi, infrazione di passi di Giovanni Savio, e adesso è veramente il pallone determinante nella gestione della gara. Davide. Sì, questo è il bello della pallacanestro, non è mai finita finché non suona la sirena. 30 secondi fa sembrava che Roseto ormai avesse chiuso la pratica, invece adesso abbiamo ancora un'occasione da capitalizzare, magari con una bomba, per riaprire definitivamente la contesa. Certo che c'è da soffrire, 3.500 di Carnera sono tutti col fiato sospeso. Andiamo a sentire ancora un flash da Carlo Casarsa. Nel finale, dottor Marzona, 60-55, un primo e 38, ce la possiamo ancora fare, speriamo. Ma speriamo, ma temo, perché abbiamo di fronte una squadra troppo forte e noi abbiamo sbagliato troppo. In più abbiamo gli arbitri che ci hanno penalizzato grandemente. Diciamo che comunque la speranza è l'ultima a morire, anche se si è sbagliato molto. L'importante sarà adesso fare canestro e poi aspettare. 1,38 nel basket non è molto. La parola di nuovo a Tezio. Sì, a mio giudizio personalmente l'arbitraggio non ha influito in termini rilevanti nello svolgimento di una gara che comunque si è svolta in termini molto corretti. Torniamo nuovamente in cronaca con il possesso di palla gestito da Federico Pieri, 25 secondi per il possesso di Udine con Alibegovic, pallone perso e potrebbe essere la fine delle chance udinese, ma c'è il pallone recuperato da Pieri. 1:22, Pieri, Alibegovic, pallone pesa terribilmente, Smolley, grande recupero in fase difensiva di Udine, Alibegovic prova la conclusione ma c'è la stoppata da parte di Giovanni Savio. E qui possiamo virtualmente dire che è difficilissima. Perde incredibilmente il pallone anche Savio, una partita incredibile. Aumentano le recriminazioni in casa udinese, Bardit va a confermare che è il re delle stoppate. Abbiamo visto veramente di tutto in questo ultimo giro di lancetta. Occasioni d'oro perse da una parte e dall'altra, ma ora Roseto può aspettare la serie, la teoria dei falli che adesso inizierà. Ormai ci sono questa chance, Davide, la speranza è nel fallo sistematico. Certo, ormai è rimasto solo questo. Sembrava adesso questi ultimi frangenti che nessuno volesse vincere questa partita, un errore di qua, un errore di là. Purtroppo anche un uomo di grandissima esperienza come Alibegovic ha compiuto un paio di errori e adesso, sai, come dici tu, rimane solo fallo sistematico. Busca riesce a trovare anche lo spazio e c'è il fallo subito dal playmaker della Cordivari di Roseto. Siamo arrivati al quinto fallo di Davide Cantarello. 4 per Pieri, 2 Sartori, Lazic, Alibegovic e Smolley, 1 per Cossa. Per quanto riguarda la squadra ospite, in situazione falli con Moretti 4,
3 per Busca e Fox. Segna Busca e si allontana Cordivari, più 6 a 33 secondi dal termine. Il secondo tentativo a segno, dunque più 7 per la squadra di Roseto, e Phil Melillo comincia legittimamente a pensare di aver espugnato il terreno di Udine. Sarebbe la prima capitolazione interna per la Snyder. Alibegovic entra e c'è l'ennesima stoppata, veramente incredibile l'apporto dei difensori di Roseto. Giovanni Savio ha effettuato questa azione difensiva. 15 secondi, comincia ad abbandonare il Carnera, il pubblico udinese. Siamo arrivati al terzo fallo, intanto anche per Sartori. Si festeggia sulla parte di tribune occupato dai tifosi di Roseto che allunga 62 a 55. Davide, un commento prima di sentire poi le valutazioni dei protagonisti e degli spettatori con Carlo Casarsa. Sì, beh, sai, il commento è presto fatto. Roseto non ha rubato niente, ha giocato una gran partita. Ennesima stoppata intanto. Legittimate questo finale, la Snyder rimangono una serie di rammarici per aver sprecato delle occasioni buone, per giocarsela fino in fondo, però insomma abbiamo assistito a una grande partita e Roseto torna a casa con 2 punti direi meritati. E soprattutto Roseto ha destato una grandissima impressione, veramente una squadra quadrata che ha tutto, è una squadra che ha i piccoli, che ha gli esterni, che ha un grande centro di nome Albert Bardit, che ha fissato la grande prestazione di domenica scorsa. Veramente importante il contributo dello statunitense, del tutto platonico questo ultimo canestro realizzato da Cossa. Dunque termina la gara sul risultato di 63 a 58, linea Carlo Casarsa per i commenti. A te Carlo. E di Snyder direi peccato veramente, perché ce la potevamo fare, però diciamo, possiamo dire, abbiamo perso contro una grande squadra. Sicuramente loro hanno fatto una partita super, non hanno sbagliato niente, non hanno sbagliato un tiro libero, noi purtroppo ne abbiamo sbagliati troppi.